Ok, direi che siamo in live anche se leggermente in ritardo, quindi bentornati su Tutta Parresia. colpa mia. No, vabbè, ognuno ha i suoi impegni anche di lavoro, quindi ci sta tutto. Esattamente. Dunque, se qualche mese fa avete apprezzato molto la puntata con il nostro tutto comune amico, il professor Marco Bognardi, sulla evoluzione, diciamo, del fucile nell'arco dell'Ottocento, stasera vi propongo questa puntata relativa alle armi leggere del conflitto russo-ucraino e le loro, diciamo, caratteristiche tecniche. Ne parliamo ovviamente con il creator che attualmente su YouTube Italia ha un po' il monopolio sulla tematica. Non sono l'unico, non direi che ho fatto il monopolio, perché ci Ok, sono però tantissimi creator bravissimi, con molte conoscenze tecniche in questo riguardo. Sicuramente qualcosa di giusto ho azzeccato, perché sicuramente sono il più grande in lingua italiana, beh, ma però bro, è più una parlatina improvvisata fatta bene, piuttosto che perché ci sono persone con conoscenze veramente gigantesche, come lo stesso Bognardi, che in realtà ne sa molto più di me, anche se è modesto, dice che non ne sa. Quindi salutiamo il prof se ci sta guardando. ne sa. Sì, io eccolo qua, infatti, ecco in Infatti è chat. proprio qui che Esattamente. dice, e guarda, i miei due blogger preferiti, il Capo Inquisitore e l'assaggiatore di Stracchini. Credo che il secondo sia tu, ma non ne sono Sì, certo. sì, sì, no, è un Eh, inside comunque, joke solo per i fan più accaniti. Dunque, in tutto ciò, beh, a questo punto, monopolio, tra virgolette, della tematica armi leggere, di conseguenza io saluto e ringrazio per essere qui con noi Vlad Sparastoria. Quindi Grazie a buonasera te per Vlad. lo spazio. Ti fanno già i complimenti per le cuffiette, Sì, by the sono way. fantastiche, le ho rubate alla mia compagna Veronica che ci ascolta dall'altra stanza e sono uno pensavo che fossero comode e basta, in realtà mi donano secondo me. Ho scoperto nel rosa, nel nero e nel rosa un po' Palermo, anche se non ci sono mai stato, un abbinamento di colori che mi sta molto a questo faccione, sarà il Beh, colorito del bambino. è un po' come tornare indietro nel tempo nei primi anni 2000, quando il rosa Esattamente, sul maschio andava tantissimo. Detto esattamente. questo, allora Vlad, Sì. intanto, presentiamo te in poche parole, specialmente di cosa andrai, a parlare, per chi ovviamente non ti conoscesse, almeno qui, all'interno della mia community. Ne dubito, però sicuramente è E nella così. presentazione che ho preparato c'è Quindi proprio io la agevolo la slide che presentazione. agevola questa presentazione, quindi facciamo pure ecco qua, facciamo pure partire. Oggi parliamo delle armi leggere nella guerra ucraino-russa. Che cosa vuol dire armi leggere? Anche a questo ci arriveremo, anche perché quello che tratto io, per chi non mi conosca, è molto specifico, ma adesso ci arriviamo. Chi sono io innanzitutto? Sono la stessa persona che vedete nella foto. Ho 30 anni, ho un nome e un cognome impronunciabile. Studiavo storia, poi ho lavorato Guarda nel campo Vlad, del ti posso turismo. assicurare che per il cognome siamo uguali, come puoi notare, quindi Lo so, lo vedo, ma comunque. Studiavo storia, poi ho lavorato in realtà nel turismo e, turismo è un'altra passione che mi ha permesso di mantenere o meglio, lavoro che mi ha permesso di mantenere la passione. Poi, sono stato in Polonia un paio d'anni, dove ho lavorato in un poligono, questo i miei, fan lo sanno. Era un'azienda che aveva sia un'armeria che un poligono di tiro, ma sia anche erano distributori, quindi in realtà ho visto dietro le quinte molto di questo mondo, molte delle cose che anche certe persone non vedono. Banalmente, una delle cose più curiose che abbiamo imparato in questo poligono è come funzionano i concorsi pubblici per le armi, no? Ho imparato parecchie cose e vedo anche queste questioni da un altro lato di vista. Comunque, pensavo ai concorsi pubblici in generale, no, perché non so dire se posso presupporre che sia così, ma non mi esprimo non avendo avuto a che fare con altro tipo di no, concorsi non hai idea, vorresti davvero avere le armi a in braccio proprio. bene. E ovviamente, come abbiamo detto, mando avanti questo canale, Vlad Spara Storia, che è un po', spara storia. Trattiamo di armi vecchie, storiche, trattiamo anche di temi non strettamente armieri, ma banalmente spesso trattare di norma storica è una scusa per poter parlare di qualcosa, comunque un filo conduttore. Ti faccio un esempio: ultimamente ho parlato di un episodio, un piccolo episodio, una battaglia, questo assedio di Pleveno, di Plevna, nella seconda metà dell'Ottocento, durante una guerra russo-turca, vinta poi dai russi con l'indipendenza della Romania
Scusami, ma sono caldatissimo. Che c'entra questo assedio? In questo assedio vennero usati per la prima volta in Europa delle armi a ripetizione e tutti quanti dissero ok, forse dotare le nostre armi di un caricatore è una buona idea, ma come vedi questo tema armiero spesso è la scusa, quindi chi non conosce il mio canale troverà video spesso molto lunghi, poco editati, perché principalmente ci sono io che parlo, sparo, smonto, al limite ogni tanto faccio vedere delle immagini, però a quanto pare al pubblico italiano questa cosa piace, quindi continuiamo su questa via intanto. Di cosa non parleremo, appunto? No di politica, cioè chi mi conosce sa abbastanza bene che cosa ne penso di tutta questa questione, ma cerco di non parlarne perché non è soprattutto il mio campo di competenza. Il mio campo di competenza non sono l'andazzo delle operazioni attuali, ci sta un altro bravissimo youtuber che sicuramente molti di voi conoscono, ovvero Mirko Campeachiari Parabellum, che forse tra l'altro avrò il piacere di incontrare lunedì. Andate da lui se volete gli aggiornamenti su queste cose. E terzo, questo perché spesso ai profani si confonde, non parlerò di equipaggiamento pesante. Spesso mi succede che su Instagram, ma anche su Facebook, sul mio Facebook, persone di ogni età, 100% uomini, scrivono per sapere informazioni su un sistema missilistico in uso a una o l'altra parte, della quale io non ho più semplicemente non ho idea, perché oltre a quello che posso leggere con una ricerca Google, non lo so. Mentre con le armi leggere, essendo un campo che non solo direi dire che sono appassionato, ma faccio attivamente ricerca tra libri, tra scavare, ultimamente mi sono messo a scavare, sono entrato in un baratro senza fondo di brevetti, cosa che non consiglio a nessuno di fare perché non ne uscite più, quando un brevetto ci dà un altro brevetto c'è una catena che devi decostruire. E poi ovviamente ci ho lavorato, no? Ci ho lavorato sia nella pratica come istruttore, ma sia anche a vendere queste cose, sia a mantenerle, perché uno mi competirà la manutenzione di queste cose, quindi posso dire che sono giusto un pelo meglio preparato sul tema delle armi leggere, no? In generale le armi leggere, e come il nome suggerisce, diciamo che sono quelle che possono essere trasportate da una persona, potremmo definirle come non artiglieria, in senso lato. Andando avanti, tu fermami comunque se ci sono commenti o domande particolari o magari... No, vai tranquillo, vai. Anzitutto questa analisi va divisa in due fasi abbastanza distinte, no? Perché a molti la guerra in Ucraina sembra essere iniziata nel febbraio del 2022, ma la maggior parte sa che così non è, nel senso che inizia tutto quanto nel 2014, poi nel 2015, quindi l'annessione della Crimea, le repubbliche separatiste, eccetera. Quindi sono un conflitto che in realtà va avanti da quasi 10 anni ormai, solo che ovviamente le due fasi sono abbastanza distinte perché gli storici o le persone che Vlad, attento al microfono perché a volte passa sbatto? la maglietta e sbatte. Ok, sto più attento, allora magari lo allontano un attimo così. Okay. Ovviamente sono queste due fasi distinte, gli storici, chi se ne occupa di queste cose, non ama mettere dei paletti che distinguono delle fasi, ma spesso tracciare una linea aiuta un pochino con la comprensione, no? Questo ovviamente tutti quelli che hanno studiato storia o queste questioni sanno bene che c'è un pericolo nel tracciare paletti, ma noi per comodità, con le dovute ovviamente precisazioni, lo facciamo per aiutarci un pochino nel limitato tempo che abbiamo nell'esplorare questo tema. Allora, nella prima fase abbiamo ovviamente un conflitto a bassa intensità, ovvero ci sono alcuni reparti regolari ucraini contro quelli che sono tendenzialmente milizie separatiste. Sappiamo benissimo oggi che c'erano anche truppe russe, regolari russi in questa cosa, ma non voglio entrare nel fondo della politica di questa cosa. E un conflitto che però ha visto principalmente sia da una parte che dall'altra armi prodotte domesticamente. E per quanto riguarda i separatisti in particolare, non tanto gli ucraini, ora poi andremo ovviamente nel dettaglio a vedere questa cosa perché ci sono degli studi abbastanza specifici a riguardo, molte armi obsolete rimesse in servizio. E infatti, l'ultimo punto, abbiamo studi dettagliati, anche perché soprattutto quando questo conflitto verso gli ultimi anni, prima del 2022, si è andato un po' a attenuare, perché io mi ricordo benissimo nel 2015-2016 si picchiavano duramente lì, mentre questa cosa si andò ad attenuare, ci fu una serie di ricerche, ci sono
associazioni, persone, autori che si occupano di ricercare questa cosa. Ovviamente tutto cambia drasticamente nel 2022 perché innanzitutto abbiamo una guerra simmetrica, una cosa che succede raramente dopo il 45, che ci siano guerre simmetriche, ovvero guerre tra due eserciti regolari. L'ultima volta che è successo è stato durante l'invasione dell'Iraq, potremmo dire. Di fatto è successo l'ultima volta quella volta. Abbiamo tante armi domestiche, ma tanta importazione, soprattutto dal lato ucraino. I russi non sembra che non importino armi, ma importano munizioni da paesi loro amici. E è interessante notare, soprattutto per persone oplofile come me e molti magari di quelli che ci seguono, che a volte è un campo di prova per varie armi. Noteremo un tema più avanti abbastanza ricorrente dove l'Occidente invia, questo vale anche per le armi pesanti, piccoli lotti di materiale molto specializzato, molto all'avanguardia, no? Poi cosa e come, che tipologie di cose hanno mandato lo vediamo un pochino meglio. E il problema è lavorare con le fonti, perché abbiamo questo è anche molto interessante, sicuramente anche lo stesso Mirko ne ha parlato di quello che succede. Abbiamo una tale abbondanza di fonti, video soprattutto, che uno non sa che cosa farne. E abbiamo per questo tantissime cose, molti fatti, molti numeri non confermati, perché spesso l'unica cosa che abbiamo, c'è una foto di un tizio che ha questo, e non sai quando è stata scattata la foto e dove è stata scattata la foto. Quindi tutta una serie di questioni per quanto riguarda sul dove in realtà ci puoi un po' arrivare tramite geolocalizzazione, Google Lens e quant'altro. A volte è quando effettivamente sì, ma anche quanto, per esempio, una difficoltà che ho avuto con le armi leggere in particolare, che spesso fonti, che siano giornali, che siano siti governativi, che siano associazioni che tengono conto dello scambio di armi, ci sono queste cose qua, ti scrivono, per esempio, non so, la Germania invia 20 carri armati e fucili. Spessissimo non ti specificano il numero. Questa è una cosa, nel preparare questa presentazione, banalmente, che mi ha dato un fastidio pazzesco. Quindi, se non ci sono numeri, lo dico sinceramente, non lo so. Se avete una fonte migliore della mia, fatevi avanti, perché vi voglio bene, perché anch'io lo vorrei sapere. Ma questo è proprio tutto quanto è così. Non solo con le armi leggere, c'è difficoltà seria del confermare fatti, informazioni e quello che succede. È un po' la nebbia di guerra che esiste e sempre esistita da questo punto di vista, solo che noi con i video siamo più vicini a queste cose. Allora, ecco, vediamo un po' di... un primo studio, questo riguarda la prima fase. Ci sta questo documento interessantissimo che è il Weapons of the War in Ukraine, edito da questo CAR nel 2021, che ha raccolto lungo il fronte tutta una serie di armi e di munizioni, ha fatto un lavoro pazzesco perché ha controllato le produzioni, i lotti, la provenienza, quindi di queste tabelle di dati statistici ci sono davvero tanti. Ma innanzitutto notiamo un paio di cose. Innanzitutto c'è una dominazione assoluta delle armi in calibro 5,45x39 e ci sono molte armi in calibro diverso, ma poche munizioni. Che cosa ci suggerisce questa cosa, se guardano la tabella? Notare la disproporzione delle munizioni, quasi il 69% delle munizioni documentate, oltre il 69% delle munizioni documentate sono la 5,45 sovietica, mentre le altre munizioni sono solo una minoranza, anche se ci sono molte più armi per quei calibri. Questo cosa ci dice? Che il 5,45 veniva, perché ripeto, dati pre-invasione del 2022, attivamente usato in prima linea, per questo l'abbondanza di munizioni, mentre, come del resto fonti fotografiche e video confermano, c'era tutta una serie di armi obsolete nelle retrovie. Queste armi erano presenti appunto in dotazione, ma con poche munizioni. Principalmente si danno queste cose a truppe di seconda linea. Anche questo vedremo un pochino meglio che cosa vuol dire. Quindi abbiamo in realtà la dominazione della 545, che in realtà viene usata da tendenzialmente un'arma, o meglio un sistema d'arma, una famiglia di armi, che è la K74. Lo vedete qui in foto, uno di questi modelli. Allora, io sì, scusa se ti interrompo, vai. intanto mi inserisco anch'io. Assolutamente, interrompimi. Allora, guarda, io ho letto, dato che me l'hai fornito tu, questo documento stilato dal CAR, se non ricordo male erano riusciti, diciamo, a catalogare una cinquantina d'armi che però non erano state ancora, o alcune di esse non erano state ancora inserite nei loro database,
e per buona parte, se non ricordo male, ma penso, adesso lo anticipo qua, ma probabilmente lo avresti detto tu, buona parte di essi hanno o il numero di serie a braso, oppure leggermente differente, il che significa che c'è stata una modificazione in itinere e dovuta ovviamente al fatto che queste armi dovevano essere recuperate in qualche modo e riutilizzate. Assolutamente sì, ma con questa questione dei banalmente dei numeri seri abrasi, c'è anche un'altra cosa da considerare, lo dice lo stesso documento del CAR, che in realtà rivela una pianificazione centrale della distribuzione di armi, quindi una catena logistica centralizzata. A maggior ragione, scusa se ho detto all'inizio non voglio fare politica, ma a maggior ragione a dimostrazione che c'era la Russia dietro, perché mi ricordo all'epoca che c'era gente che difendeva che la Russia non c'entra niente, ma vabbè, a maggior Andiamo avanti. dimostrazione. Comunque, Andiamo no, avanti, andiamo avanti. però è Questa veramente pi molto interessante questa parte qua. Tra parentesi, io sono rimasto molto affascinato in realtà da un'arma che non credo che tratterei in questa presentazione, ma era una Type 54, cioè un tipo 54, una pistola, ovviamente parliamo, che di fatto è di produzione cinese, non si sa però esattamente dove e qual è diciamo la casa di produzione, sappiamo solo che è cinese, ma che nonostante tutto di fatto è una copia sputata della Tokarev TT-33, se non ricordo male. Guarda, questo in generale è un problema gigantesco con le armi cinesi, soprattutto nel primo periodo della Repubblica Popolare Cinese, dove l'unica indicazione che hai è che è stato prodotto nella fabbrica 120, per dire, non sai dove era la fabbrica 120, non sai quando ha aperto e quando ha chiuso, perché è tutto archiviato, segretato dai cinesi. Sai però che esisteva una fabbrica numero 120 che ha prodotto questo equipaggiamento. La K74. Qui per i più interessanti e più perspicaci noteranno che è stato introdotto nel 74, anche se spesso queste cose nelle armi ingannano da tantissimo. La K47 infatti non venne introdotto nel 47, ma ben 2 anni dopo. Sì. Qui Kalashnikov, anche per motivi di propaganda, c'ha questo mito, più si addentra nel lavoro di Kalashnikov per un oplofilo, più ci si rende conto che lui ha fatto molto meno di quanto si immagina, perché sembra questo one man show, questo genio, in realtà un gigantesco team tecnico dietro, e c'è un nome appunto che torna sempre nei lavori di Kalashnikov, non solo in quest'arma, per esempio nella mitragliatrice leggera, la cosiddetta PKM, anche questa daremo un'occhiata brevissima, ovvero questo Kryakushin, che se non sbaglio si ritirò poi con il grado di colonnello Kryakushin, che fa tantissimi lavori. Di fatto lui è l'uomo che sotto supervisione, almeno così dalle fonti anche sovietiche non ce ne sono, c'è un buon libro scritto negli anni 90 sulle armi leggere sovietiche, che sotto supervisione, ovvero Kalashnikov diceva sì oppure no, ma tutto il lavoro lo facevano gli altri in realtà, sviluppò questa cosa. In cui questo nuovo calibro, il 5,45x39, piccola parentesi tecnica su questo calibro, perché la riduzione della munizione, no? Perché ai profani diminuire il calibro aiuta, per 2 motivi tendenzialmente. Un calibro più piccolo ha un tiro più teso, nella pratica vuol dire poter, soprattutto nelle condizioni da campo, poter ingaggiare molto più facilmente un bersaglio, soprattutto se non ne conosciamo la distanza. Una pallottola con tiro teso a quello che si chiama, per usare un termine anche di artiglieria, l'errore battuto, ovvero siccome vola in linea retta piuttosto che con un arco, se io sbaglio la stima della distanza, comunque ho una certa probabilità di prendere il bersaglio stesso. Primo motivo. Secondo motivo molto più importante, è molto più leggera, proprio come munizione. Nel momento in cui devi spostarne tonnellate, e lo so perché sono una persona che ha spostato tonnellate di queste cose, letteralmente, fa una gigantesca differenza. Banalmente, le cassette, mi ricordo al poligono della 7,62x39, per il Kalashnikov erano cassette da 30 kg a 1400 colpi, quelle della 5,45 ne avevano 2380, mi sembra, e pesavano 28 kg, quindi molte più munizioni, risparmiando pure 2 kg sulla cassa. Diciamo che quasi tutto in ambiente militare è sempre impacchettato in casse, molto ben protetto. Presente in numerosissimi varianti, il 74M, il 74N, l'HS74U che è quello corto, e più recentemente con una trovata un po' pubblicitaria da parte del Kalashnikov Concern,
AK-12, perché doveva essere presentato appunto nel 2012, doveva essere un salto nel futuro, letteralmente un AK-74 con delle slitte, quindi ci si tiene quello che funziona, a funzionare funziona assolutamente bene, non abbiamo diritto di lamentarci. C'era anche l'HM, se non ricordo male, che era stato ritrovato anche dal CAR, o sbaglio? Sì, quello ne parleremo più avanti perché lo faccio rientrare in quella bolgia che è la questione Allora dell'HM. perdonami. Okay, sì, lo faccio rientrare in quella bolgia. La seconda cosa, dove di nuovo abbiamo lo stesso Kyakushin responsabile, la PKM, abbondantemente utilizzata da entrambe le parti, mitragliatrice ad uso generale, una prima versione del 61 modernizzata nel 69 appunto come PKM, ottimo peso, 9 kg col bipiede. Ho avuto il piacere con anch'essa di avere molto, molto a che fare. Utilizza gli stessi nastri che i russi sovietici utilizzano letteralmente dal tardo 800, quindi per dire, questo è un tema un po' che si ritrova un po' in tante nazioni, ma i russi e i sovietici sono particolarmente affezionati a equipaggiamento obsolescente, oserei dire. Diffusissime anche qui le varianti come la Pecheneg o la PKMT per veicoli, una delle migliori mitragliatrici leggeri mai costruite nella storia, ripeto, da entrambe le parti, perché quasi tutto l'armamento ucraino, ovviamente, pre-invasione, era tutto quanto post-sovietico. Altre armi di prima scelta, potremmo dire. Ok, questo è un termine che introduce un po' la questione che ci stanno anche armi di seconda scelta. Lo andremo a vedere un pochino meglio. Armi prodotte domesticamente oggi dall'Ucraina come il Malyuk, anche chiamato Vulcan M, ovvero Bullpup. Per chi non sappia che cos'è un Bullpup, notiamo che esso ha un caricatore che è posto dietro al grilletto. Ci sono tanti motivi per cui si potrebbe fare o non potrebbe fare questa scelta e mi servirebbero soltanto 20 minuti per aprire questo vaso di Pandora, quindi non lo facciamo. No, ma se vuoi puoi accennarlo. Io in realtà te lo stavo proprio per chiedere. Io lo trovo molto scomodo, poi non lo so. Cioè, ci sono dei vantaggi. Il vantaggio numero uno, in realtà l'unica cosa che conta, è che è più compatto. Direte, vabbè, quando si deve entrare e uscire dai veicoli aiuta tantissimo, e quando hai tutta una serie di equipaggiamento molto ingombrante, come per esempio i Javelin o queste cose qua, o lanciagranate di altro tipo, risparmiarti 20-30 centimetri su qualcosa che ti sta sbattendo sulla schiena e su tutte le restanti cose mentre ti muovi dentro o fuori da un veicolo aiuta. Quindi ci può fare un argomento come armi da tiro in sé, cioè il tiratore sportivo, per dire, non avrebbe alcuna ragione razionale per scegliere questa configurazione, in poche parole. E a livello invece di caricamento del magazine, cioè del caricatore durante l'azione, in poche parole, se ti sparano addosso e il caricatore in quella posizione, per tirarlo via e rimetterne uno nuovo, diventa più difficile o è più vantaggioso? È più difficile, ma è rilevante questa cosa. O meglio, mi spiego. Gli scontri a fuoco tra unità di fanteria non sono gare di tiro dinamico. Non sono gare di tiro dinamico dove risparmiare mezzo secondo sull'azione, sul gesto tecnico dell'eseguire una ricarica può costarti la medaglia oppure meno. Non sono questa cosa. Gli scontri a fuoco vengono decisi da tantissimi altri fattori. La maggior parte del lavoro sporco, per dire, lo fanno in realtà le mitragliatrici e i mortai e queste cose qua. Onestamente, il fatto che tu utilizzi 1 o 2 secondi in più per ricaricare è irrilevante. Ci sono i tuoi amici accanto a te, ci sta la mitragliatrice che ti sta coprendo. È abbastanza irrilevante da questo punto di vista per la questione dello sviluppare più potenza di fuoco, perché facendo un passo indietro nella storia, no? Cioè, per spiegare dove vado a parare. Nel momento in cui, per esempio, gli eserciti europei del tardo 800 introducono i sistemi a ripetizione, quindi i caricatori su armi che prima erano a colpo singolo, un'unità di fanteria, 100 persone, una compagnia di fanteria, è drasticamente più potente come potenza di fuoco, no? È ovvio. Ma nel momento in cui siamo negli eserciti moderni, io direi che questo è un fenomeno già iniziato con la Prima Guerra Mondiale, compreso profondamente nella Seconda e sviluppato ancora oggi
modernamente. Il vero lavoro lo fa la mitragliatrice, il mortaio e tutta una serie di azioni di supporto, ovvero il fuoco della fanteria influisce, diciamo, sul 10% di quello che fa un'unità di fanteria, il fuoco delle armi individuali. E ora, avere un vantaggio minuscolo, davvero intangibile, su una cosa che comunque pesa il 10%, capisci che di fatto è irrilevante. Piuttosto contano cose più su che tipo di mortai hanno le squadre di fanteria, se hanno la visione notturna. Ci sono tantissime altre cose che aumentano o diminuiscono l'efficacia di una unità di fanteria. E ripeto, parlo sempre di unità perché sono sempre unità su unità che si scontrano. Quindi di fatto in questo senso è più scomodo? Sì, irrilevante. Nella grande ottica strategica, ma anche nella tattica delle piccole unità, è abbastanza irrilevante. Quindi spero che questa risposta ti abbia accontentato, e soprattutto il No, pubblico. figurati, anzi c'è già una domanda per te, se vuoi te la pongo. Vai, vediamo. Allora, sei d'accordo con l'affermazione che i bullpup o bullpup hanno una ragione d'essere per marksman ma non semplici fanti? Assolutamente no, oserei dire che è il contrario, che hanno ragione di essere per i semplici fanti che devono fare molte altre cose oltre a trasportare l'arma principale. Per esempio, dalla seconda guerra mondiale in poi, già durante la seconda guerra mondiale, il fante è nient'altro che un mulo per trasportare munizioni per la mitragliatrice o per il mortaio. Mi viene in mente il soldato inglese del 39 poi, che aveva con sé 45, se non sbaglio, colpi per il proprio fucile e 2 caricatori per la mitragliatrice, ovvero 60 colpi. Cioè, un soldato portava più colpi per la mitragliatrice della squadra piuttosto che colpi individuali, no? E quindi direi che l'esatto contrario ha più senso nell'ottica di risparmiare peso e spazio per il semplice fante che deve uscire fuori dal mezzo meccanizzato e trasportare, da buon mulo che è, componenti come proiettili per il mortaio o nastri per la mitragliatrice. C'è lo svantaggio nei bullpup che notoriamente quasi sempre il grilletto è peggiore. Per il semplice motivo che il meccanismo di scatto si trova più o meno dietro al caricatore, mentre ovvero letteralmente il cane che colpisce l'innesco si trova dietro al caricatore, no? In questa immagine, in questa foto, no? Si trova più o meno qua, mentre il grilletto è qua davanti. Tu in qualche modo devi trasferire la forza da qua a qua. Spesso sono 10-20 centimetri, spesso sono movimenti trasmessi letteralmente da aste meccaniche che hanno il brutto vizio di piegarsi, di non fare dei movimenti molto belli e molto, molto perfetti. Quindi spesso è l'esatto contrario, oserei perfino dire. L'altre che vedete su queste immagini, abbiamo per esempio l'SVT Dragunov, molto presente da entrambi i lati, qui arma da tiratore scelto da marksman, appunto, ovvero una persona che agisce all'interno di una squadra per dargli più gittata, più visione soprattutto. Si è visto molto famosi a causa per i videogiochi, in realtà in numeri abbastanza limitati, in mano a forze speciali paracadutisti, l'S-Val e il VSS Vintorez. Questa è roba strana, in realtà sono questa canna spessissima che vedete davanti in realtà è un silenziatore integrale. Molta scena, sempre di meno se ne vedono in giro. Comunque sono considerate armi di prima scelta, soprattutto molte sono state viste in mano russa. Tornando, di che epoca sono queste armi? Questa è un'altra tabella proprio presa dal documento del CAR. A parte di lanciagranate e qualche fucile degli anni 90, nota bene, sono tutte risalenti a prima della dissoluzione, scusate, dell'Unione Sovietica. Quindi sono tutte quante cose prodotte pre-dissoluzione, pre-91, e tenute in magazzino per tantissimo tempo. Di qui non dobbiamo stupirci, perché se andiamo a vedere banalmente quello che ha in dotazione, non so, l'esercito italiano piuttosto che quello americano, ci accorgeremo che anche lì tantissimo materiale è datato. Per come funzionano queste cose, spesso lo sviluppo di un pezzo di equipaggiamento, che sia un'arma leggera ma anche una pala, per dire, molto, molto importante, un attrezzo molto utile, spesso si pensa ai decenni
a venire. Spesso lo sviluppo di queste cose, per un'arma leggera si parla di 10 anni dall'idea che ci serve questo, alla messa in servizio dell'arma passano solitamente 10 anni, e si prevede che per almeno 20-30 anni debbano funzionare. Quindi se prendiamo magari gli AK-74 prodotti negli anni 80, in realtà sono ancora nel periodo, diciamo, previsto della loro vita. Poi in realtà queste cose sono molto più longeve di quanto possa sembrare, ma non ci dobbiamo stupire. Dopo il crollo ovviamente dell'Unione Sovietica, tutta quanta l'industria armiera russa e ucraina, del mondo in generale, ha rallentato un pochino, ovviamente per un certo disgelo della guerra fredda, quindi non dobbiamo stupirci di questa statistica. I lanciagranate sono invece più moderni, perché spesso sono armi che non si utilizzavano ancora così tanto relativamente prima della dissoluzione dell'Unione Sovietica, mentre sono delle cose che si sono diffuse, l'efficacia è stata veramente dimostrata in Iraq e in Afghanistan, e un po' tutti hanno guardato e copiato. C'è poi da parlare della seconda scelta. Qui vedete un soldato che ha un mostro di Frankenstein. Dei mostri di Frankenstein, anch'essi ci accenderemo alla fine per rendere la conversazione un pochino più leggera, ma in tantissime istanze si sono viste armi della Seconda Guerra Mondiale o dei primissimi anni della Guerra Fredda, avvistate però principalmente nelle retrovie, nei checkpoint, in mano ai separatisti o milizie. Sono molto più importanti di quanto possa sembrare queste cose. Prima cosa, sono state avvistate nelle retrovie e checkpoint in mano a separatisti o milizie. Io ovviamente ho ricercato parecchio questa questione e non ho trovato una prova convincente che queste cose siano seriamente utilizzate in prima linea. Perché? Perché negli uni negli altri sono deficienti. Ovviamente sono cose obsolete. Se sono state rinvenute, sono stati rinvenuti esemplari in poche quantità, ma spesso in questioni, per esempio, di sfondamento di linee. Per esempio, ultimamente, l'anno scorso, quando c'è stata la controffensiva su Izium, se non sbaglio, Ucraina, lì parecchie foto sono sbucate, ma perché lì hanno trovato checkpoint abbandonati dove c'era questa roba. Perché è molto più importante di quanto possa sembrare? Perché c'è tutta una serie di personale, tanto personale, che deve essere armato, ma non necessariamente ci deve combattere con quell'arma o deve avere la cosa più moderna. Ti faccio un esempio storico abbastanza significativo: la Prima Guerra Mondiale, dove tutti quanti i partecipanti si resero molto rapidamente conto che sono stati trovati a braghe calate e non avevano neanche lontanamente il numero necessario di armi da mandare al fronte. La Francia fece un contratto con la Remington per la produzione ex novo di un'arma obsoleta che è il Remington Rolling Block, che era un'arma, la Prima Guerra Mondiale, tecnologia di 40 anni addietro, un'arma a colpo singolo nell'epoca delle armi a ripetizione autocaricanti e delle mitragliatrici. Ne ordinò 200.000, se in questo momento ricordo correttamente, ex novo costruiti. Perché? Per darli a persone che devono essere armate, ma non con l'arma di ultima generazione, affinché l'arma di ultima generazione finisca al fronte. Perché ci sono persone, appunto, militari che controllano i checkpoint, guardie ferroviarie nelle retrovie, il tipo che deve stare la notte davanti al deposito di munizioni perché non arrivi il ladro o il sabotatore, che però non ha magari armi o magari ha soltanto un qualcosa per dare fuoco. Quindi tutte queste cose servono. In realtà chi fa il lavoro dello sparare con le armi leggere in prima linea è la minoranza degli eserciti. Pensa, un dato che ti posso dare è che l'esercito americano, no, quando invade l'Europa, sono centinaia di migliaia, se non milioni di uomini, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma qualcosa come soltanto il 20% vedrà azione. Cioè soltanto il 20% fisicamente ingaggerà l'avversario, il nemico. Che è una statistica sorprendente, ma una statistica che tuttora oggi è valida. In realtà la minoranza fa il lavoro sporco, mentre c'è tutta una serie di personale che è fondamentale per sostenere lo sforzo di queste persone sulla linea, e parte di questo personale di seconda linea deve essere armato. E finché è un po' imbarazzante, no, per i russi, ma
finché il Mosin Nagant qui nel 91-30, dato in mano a volontari delle milizie del Donbass per proteggere un checkpoint, per controllare se non passano infiltrati, va più che bene. Ed è molto importante perché libera appunto equipaggiamento per la prima linea. E quindi in realtà queste armi obsolete in questo momento, se le abbiamo viste prima soltanto in mano ai separatisti tendenzialmente del Donbass, appaiono anche in mano a truppe di seconda o terza linea addirittura ucraine. Questa è per esempio la foto di un miliziano filorusso con una PPSH 41 a Mariupol, pubblicata su Euromaidan Press nel maggio del 2022. Quindi dopo la caduta o durante comunque le ultime fasi dell'assedio di Mariupol, anche perché una volta spazzata la resistenza per tenere a bada eventuali partigiani o la popolazione locale, non ti serve l'arma in polimero di ultima generazione, va bene la buona vecchia PPSH nel 1941, che se questo miliziano la perde, la rompe o la fa cascare nel lago, poco ti importa. Alla fine è buon uso di un pezzo da museo. Ovviamente qui the elephant in the room, come direbbero i nostri amici oltre mare e oltreoceano, la K47. Se rammentate quella tabella che abbiamo visto all'inizio delle munizioni utilizzate pre-invasione, noteremo una cosa estremamente, anzi ci torniamo proprio perché noteremo una cosa estremamente interessante. Il calibro della K è il 7,62x39, solo il 4,6% e solo il 3,8% delle munizioni sono state quelle rinvenute, che in realtà l'Est Europa ci associa pesantemente alla K47, ma in realtà il suo uso, almeno nella prima fase, è stato decisamente minore, perché in realtà è stato sostituito dalla K74, quindi non c'è ragione per forze regolari di utilizzarlo. Ha fatto un po' un suo ritorno in mano degli ucraini, ma in particolare delle truppe, chiamiamole serie B, quindi la Guardia Nazionale, truppe più indietro nelle retrovie, sono state avvistate con gli AK-47. Anche perché fonti di munizioni ce ne sono, ma è meglio produrre la munizione moderna, le munizioni per esempio occidentali che stanno sostituendo l'arsenale, anche questo ci arriveremo. È relativamente in realtà poco diffusa sulle prime linee, appunto. Qui avevo messo proprio un video giusto per far vedere giusto un attimo mentre ne parlavamo. Qui un po' storicamente inaccurato perché uso una K in realtà se mi ricordo male è tedesco, ma lo conosciamo un po' tutti. Se volete approfondire questo qua, ho un video di più di 40 minuti sul mio canale a riguardo. Quindi vi consiglio comunque, se volete capire un po' meglio, tutta una serie di miti e concezioni spesso errate. Una delle concezioni errate però, che ho fatto, niente, delle quali vi volevo parlare, scusami perché qua mi fa parlare, è appunto la questione del termine, perché tu hai detto che è stato anche visto l'HM. Questo che io ho in mano, che sto usando in questo video, in realtà è un HM. E a essere veramente pignoli, la K47 non è mai stato utilizzato da nessun esercito. A essere veramente pignoli. In realtà è stato adottato nel 49 semplicemente come AK. Ci fu il prototipo che venne approvato per la produzione, una preserie prodotta nel 47 che ci aveva scritto sopra K47. E gli occidentali seppero di questa cosa e venne chiamato dagli occidentali AK-47. La cosa interessante è che inizialmente i sovietici non lo chiamarono mai in questa maniera, lo chiamarono semplicemente AK. Ma questa è un'altra storia. Questa è più una storia per chi vuole entrare proprio nel nocciolo delle terminologie. Non solo, la stragrande maggioranza di quello che viene chiamato AK-47 è in realtà un HM. Ci sono delle differenze abbastanza evidenti a occhio nudo a chi se ne intende. La più grande differenza tecnica è come è costruito quello che viene chiamato il castello dell'arma, il ricevitore dell'arma. Per farci capire, vediamo se lo vediamo nel video. Vediamo se il castello dell'arma
è questa parte dove io attacco il caricatore che tiene tutto quanto insieme, quindi diciamo è il telaio dell'automobile, potremmo dire, per fare un paragone con l'automobile. La grande differenza è la drastica diversa tecnica di costruzione di questo telaio, di questo appunto castello ricevitore anche chiamato in termini tecnici. Qui, anche qui sullo sviluppo della K, l'introduzione della KM, possiamo starci per ore, ma se non ci sono domande andrei in questo momento Ma avanti. io semplicemente faccio solo una piccola osservazione. Sì. Io adoro il rumore di quando parte il caricamento. Cioè quando proprio inserisci il caricatore e carichi il colpo nell'otturatore, non lo so Sì, perché, è un bellissimo rumore, però ha un bel suono, ha un bel suono. Andiamo avanti perché dai. qui ci sta davanti a me Veronica, la mia compagna, che sta sfogliando un libro di cucina e io ho paura perché so che dovrò cucinare. Sono molto bravo in cucina, quindi questo è un messaggio che mi sta mandando. Anche perché non siamo neanche lontanamente ancora verso Vai, 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 allora. Ovviamente l'invasione del 24 febbraio del 2022 cambia tutto. Qui vediamo una mappa presa dal Corriere della Sera, pubblicata il 6 marzo del 2022, che indica un po' il momento forse più famoso, più critico, no? Certo, su Kiev era già quasi stata respinta l'invasione, in quel momento non si pensava che sarebbero più crollati in 3 giorni, ma ovviamente questo era il punto dell'invasione. C'era anche un panico dell'invasione. Qual è la cosa che puoi trasferire molto più facilmente rispetto all'equipaggiamento pesante? Le armi leggere. E sono iniziate ad arrivare quasi subito. C'è il panico invasione che ha visto da un lato la distribuzione caotica di armi a cittadini, volontari, irregolari. Abbiamo visto per esempio i lanciagranate, i Javelin o gli RPG dati a persone a Kiev, magari che hanno fatto il servizio militare in passato, che non erano in alcun modo soldati in quel momento, ma letteralmente la popolazione erigere barricate e armarsi. Quindi abbiamo panico di questa cosa, quello che c'è lo diamo alla gente, e anche le nazioni occidentali barra NATO mandano una variegata tipologia di armi. E qui ho messo una foto in una scuola qui abbiamo una K tipo 3 cosiddetto fresato, quindi non una KM stavolta, con un anziano signore che ne spiega l'utilizzo. Chiaramente sa quello che sta facendo perché la sua posizione è molto corretta. Qui invece vediamo un'altra foto, questa se non sbaglio è datata a maggio del 2022, dove vediamo dei volontari internazionali con FNC, un'arma belga inviata dal Belgio, sempre in questi invidiarmi caotici. E di nuovo, qui abbiamo difficoltà a stabilire i fatti, perché c'è una mancanza di studi sistematici pubblicati a causa anche della situazione continuamente in sviluppo. C'è un'estrema usura e ricambio di ogni sistema di armi leggere incluse. Queste cose, una volta che invii 5.000 fucili, non è che l'Ucraina 10 anni dopo te le restituisce 5.000. Queste cose vengono usurate con una quantità pazzesca. Serve un rifornimento continuo di queste cose. Quindi se a noi sembrano che sono tanti, non lo so, 5.000 fucili inviati, quei 5.000 fucili, se l'unità è in combattimento, ti dureranno un mese probabilmente, no? Perché c'è un attrito di questo equipaggiamento pazzesco, in realtà. E poi ovviamente, l'abbiamo già detto all'inizio, c'è un pesante affidamento a fonti fotografiche e video, spesso poveri di informazioni, decontestualizzati, e a questo si aggiunge ovviamente la propaganda, perché ogni lato ha interesse a mostrare al pubblico che segue questa cosa una narrativa che sia ovviamente propaganda ucraina o propaganda russa. Quindi, oltre a tutto questo ovviamente vale per non solo le armi leggere, ma anche nelle armi leggere, abbiamo questo problema. A volte stabilire i fatti, numeri, chi riceve cosa è difficile. È difficile dire che questa unità ha ricevuto in questo mese tot armi dall'Occidente. Il massimo che possiamo vedere è che se un'unità, qualcuno dell'unità ha una GoPro e pubblica, e viene spesso pubblicato dopo mesi, un footage di un combattimento in un villaggio, noi vediamo lui e i suoi 3 amici accanto avere una certa arma. Ma non è un'indicazione che magari l'unità ha ricevuto integralmente questa cosa. Non so se mi spiego. L'ha ricevuto il battaglione? L'ha ricevuto la brigata? Oppure l'ha ricevuto la... Capite che cosa intendo? Quindi non possiamo anche fare le presupposizioni che hanno ricevuto questo
piuttosto che altro equipaggiamento. Qui stabilire i fatti è davvero difficile, quindi lo faccio io, vi incito anche voi a farlo, prendetelo con le pinze da lontano quando vedete un video, una foto, una dichiarazione di che cosa si usa e soprattutto in quali quantità, in quali posti, in che maniera. Tra l'altro Probabilmente Vlad, sì. leggendo sempre quello studio lì del Mh-mh. CAR, Sì. mi era venuto in mente anche che avevano scritto il fatto che fosse stato anche abbastanza difficoltoso il capire il movimento della singola arma da posto a posto, e nel momento in cui è stato ritrovato quell'arma o anche Sì. il pezzo di arma, perché non è detto che Certo. avessero trovato l'arma completa, poi avevano richiesto sia ai russi che agli ucraini, insomma, se avevano, un po' delle notizie dei Mh-mh. propri spostamenti e quant'altro, e puntualmente né gli uni né gli altri li avevano. Ovviamente, O o non se li avevano non rispondevano. volevano condividere questa cosa. Esatto. Quindi se era difficile quando il conflitto era a bassa intensità e ci sono stati studi a riguardo precisi, pensate adesso che è una guerra asimmetrica con molto più spostamento di fronte, molti numeri più grossi, molte più persone coinvolte, molta più segretezza coinvolta, perché qui, come dire, la vittoria finale, è molto più grande, come dire. No, quindi è davvero difficile stabilire qualunque cosa. Anche per esempio banalmente nelle fonti video, no, se c'è un video della distruzione di un carro armato, con un drone, spesso è facile stabilire che mezzo è. Se io vedo che c'è sta un, PT-91 polacco che viene distrutto da un drone russo, io so quanti ne ha mandati la Polonia, in che zona operavano e queste cose qua. Ma le armi leggere è molto difficile farlo, anche perché se da lontano vedo il modello, okay, ma se non vedo da che fabbrica è stata prodotta, in che anno, ci sono spesso delle cose che è molto difficile dire. Data la natura stessa del tema, molto più "frammentario", tra virgolette, non so se il termine se il termine è giusto qua. Ovviamente Allora, l'aiuto prima militare di NATO passare sì, all'aiuto della NATO, sì, visto che ci sono, 2 domande che ti volevo porre. Allora, la vai. prima è da Massimiliano: è vero che il nuovo AK-71 sta dando problemi? Non so che cosa sia una K71, quindi penso che il nostro Massimiliano si sia sbagliato. So della K12, che è stato un po', come dire, non ha avuto il successo che si pensava che si aveva, ma, questo è causato da un'altra cosa. I russi quando fecero il progetto dell'H12, inizialmente, appunto 10 anni fa ormai, presentarono tutt'altra cosa. Immaginati che io ti faccio vedere la nuova Ford Fiesta, per dire, no, con il motore elettrico, trasmissione ibrida, super mega tutto bello, montato anche in un telaio moderno. Ti ritrovi 10 anni dopo che hai lo stesso telaio bello figo, ma un normalissimo motore, un qualunque motore a benzina, no? Con la K12 è successo questo. Hanno presentato un progetto molto ambizioso, molto moderno dall'aspetto soprattutto visivo, internamente anche, perché quello che c'è all'interno dell'armi leggere è quello che conta davvero, internamente molto ambizioso, e con il tempo hanno tagliato, ne è uscito fuori un semplice AK-74 con 2 slitte per accessori, letteralmente. Quindi si è rivelato da questo punto di vista un fallimento. Poi non solo, i pochi che sono stati esportati in Occidente, perché prima non c'era alcun problema, queste cose venivano esportate tranquillamente in Occidente per i tiratori sportivi banalmente. Quelli che vennero esportati in Occidente si rivelarono di pessima qualità, ovvero finiti male, non magari nella lavorazione dei metalli che come sempre, come quasi sempre, quella russa è del tutto decente, ma nelle plastiche per esempio, nelle rifiniture erano abbastanza carenti per quello che doveva essere la nuova arma del secolo per l'esercito russo. Quindi da questo punto di vista ha dato problemi. Funziona? Funziona, assolutamente, non ha alcun problema da questo punto di vista. Però ecco, nelle mani occidentali dei tiratori sportivi che lo hanno ricevuto è stata una grande delusione rispetto all'aspettativa. Ok, quindi va visto nel contesto di questa aspettativa. E la seconda domanda La invece? seconda domanda invece è: per la scelta del calibro fu valutato anche il danno creato al soldato? Allora, questo è un tema in realtà molto complicato. Un tema anche storicamente molto complicato, perché ovviamente la munizione deve essere efficace, no, non può non essere efficace e negli anni la stessa definizione di efficacia, è cambiata tanto. Ehm, mhmm,
e negli anni si è giunti anche a conclusioni diverse. In realtà la singola cosa più importante è prenderla. In questo il volume di fuoco, o meglio la probabilità del colpire l'avversario è molto più importante di quella che potremmo chiamare la ballistica terminale del colpo, no? Ci sono delle soluzioni tecniche per, in teoria, aumentare quella che potrebbe essere la letalità. Sicuramente qui andate a recuperarvi la live che ho fatto col professor Boniardi Esatto, riguardo stavo la per dirlo. ballistica terminale. Infatti dice il potere d'arresto non esiste, è molto più complicata questa questione. In realtà, storicamente parlando, si è preferito andare sulla, chiamiamola, efficienza del colpire il bersaglio. Questa è la singola cosa più importante. Quindi in realtà quello che è sempre contato è con quale probabilità. Questa è una domanda che per esempio si è fatta molto all'esercito americano. Il bello, tra virgolette, dell'esercito americano per noi oplofili è che l'esercito americano fa una marea, e ha fatto una marea pazzesca di studi, spesso sulle cose più stupide, estremamente ben documentate e consultabili se sai dove cercare. Mi ricordo, per far sorridere, a un certo punto dovettero sviluppare una nuova arma anticarro nella seconda guerra mondiale, però devi sapere che cosa vuol dire combattere un carro armato. Fecero una serie di esperimenti pazzeschi con ogni cosa. C'è infatti il famoso esempio della roccia anticarro. Sperimentarono se con un sasso puoi fermare un carro armato, no? Con i vari metodi. E loro hanno documentato tutte queste cose. C'è la foto nell'archivio pubblica, tra l'altro ritrovabile online, della roccia spaccata dal carro armato. Comunque no, non puoi fermare con una roccia un carro armato, no? Però loro l'hanno provato. Questo è il bello dell'esercito americano. L'esercito americano ha fatto tantissimi studi a riguardo di questa cosa, per aumentare al massimo l'efficienza la probabilità che il soldato medio colpisca l'avversario, perché è la singola cosa più importante, ricordiamo. E in questi studi ha trovato che, per esempio, per le armi leggere, il minore rinculo e la maggiore controllabilità, il tiro teso di una piccola palla che va veloce, aiuta molto. Aiuta moltissimo. Infatti il buon prof ci dice ciò che conta per la ballistica lesionale, sottinteso, è il piazzamento del colpo al 90%. Esattamente sì. Soprattutto nella pratica, perché se tu vieni colpito alla gamba, non ti chiedi se ti è stato un 5,56 o un 7,62, urli bestemmie e devi essere evacuato, qualunque cosa in realtà ti abbia colpito, no? Per la scontro a fuoco in quel momento è abbastanza secondario che cosa ti ha colpito. Quindi in realtà per rispondere, per insistere su questa domanda, il 5,45 è un'ottima munizione, fa il suo dovere come in realtà tutte le cose che vengono utilizzate, fanno il loro dovere e non vengono in realtà pensate in questo punto di vista. C'è un po' di mito che la 5,45 sia fatta in maniera tale da aggirare le convenzioni dell'AIA, ma sono dicerie in realtà. Ha una certa costruzione interna puramente per motivi di balistica esterna. C'è questa voce che gira che è fatta per ruotare, per fare il cosiddetto tumbling all'interno del corpo, ma in realtà ogni munizione di arma lunga lo farà per natura stessa, perché sono erroneamente molto instabili. Ripeto, riprendersi la live con il prof Boniardi, perché ne parla lui molto molto bene. Sì, ve la consiglio anch'io. Vai avanti, poi ci sono anche delle domande riguardo le armi. Esattamente. NATO. Esattamente. Allora, ovviamente quello che arriva dai paesi della NATO in Ucraina, principalmente in calibri NATO, ovvero il 5,56x45 e il 7,62x51, da paesi come la Polonia o Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, arrivano anche altre armi spesso obsolescenti in calibri sovietici, diciamo. E c'è questo strano mix di queste armi di ultima generazione attualmente prodotte e cose obsolescenti, nel senso che fanno entrambe le cose, inviano sia le cose obsolescenti che abbiamo detto servono, quindi non dobbiamo pensare come approfittiamo dell'Ucraina come discarica. Forse un pochino così lo è, ma sono cose utili che servono, ma anche cose moderne attualmente in produzione. Su quella attualmente in produzione si potrebbe dire che uno, a pensar male, direbbe quasi che è un campo di test per nuove tecnologie. Tra l'altro trovo molto interessante il coinvolgimento di aziende private, per esempio la Remington, che di sua spontanea volontà americana ha deciso di mandare armi e molte munizioni
in Ucraina a sostegno appunto della difesa. Qualche esempio adesso. Ora, sono state mandate talmente tante di quelle cose, talmente tante variegate, che farvi una lista, primo, sarebbe difficile, due, vi ammazzereste dalla noia, perché volete fare questa cosa? Perdonatemi, andate su Wikipedia, ci sta una lista abbastanza aggiornata in questo momento su cosa viene mandato e da dove, è una lista molto lunga, e non è mia intenzione per riprodurla qua. Vi faccio qualche esempio di che cosa si può ritrovare in Ucraina. 20.000 per esempio Zastava M70 donati dalla Croazia. I più perspicaci noteranno che è abbastanza simile a un Kalashnikov, effettivamente è un... in realtà la storia di quest'arma è molto interessante perché è un Kalashnikov fatto in reverse engineering, perché i sovietici non diedero mai alla Jugoslavia il pacchetto tecnico, le conoscenze per fare gli AK, e loro ottennero 2 o 3, non mi ricordo, Kalashnikov da dei disertori albanesi, pensa un po', e fecero un lunghissimo lavoro interessantissimo di reverse engineering, quindi questi Zastava M70. Ci sono per esempio i No, VZ-58. ricordiamo il perché semplicemente a una certa gli jugoslavi e gli russi litigarono tantissimo all'interno Sì, del panorama Tito e comunista. Stalin non è che Esatto, non si andavano volevano brace. per nulla bene, infatti Esattamente, anzi si volavano esattamente. parecchio in caniesco. Vai avanti. Esattamente. Un'altra che è stata vista è la VZ-58, 5.000 donati dalla Repubblica Ceca, che nonostante l'aspetto non ha nulla a che fare con il Kalashnikov, non ha letteralmente un componente in comune. Molti di un'arma, anche però qui non sono stato in grado di stabilire quanti, perché la fonte, ovvero un giornale polacco che parlava dei primi invii di armi leggere in Polonia, riportava che hanno inviato i Tantal e i Grot e ne hanno mandati 10.000, solo che come era posta la frase sembrava che avessero inviato 10.000 Grot, e non sono onestamente stato in grado di stabilire se 10.000 tra i nuovi Grot e questi vecchi Tantal o 10.000 solo dei Grot. Quindi mi rimane il dubbio, non riporto qui per correttezza, ripeto, questo sarà un tema continuo. Numeri sconosciuti, spesso è così con queste cose. Per esempio una pistola, questa è la prima volta che parliamo di pistole. Perché? Perché sono abbastanza irrilevanti in realtà, però più di 30.000 sono arrivate alla Repubblica Ceca di queste VZ-82, anche qui perché il calibro è quello vecchio sovietico, no? Il 9 Makarov. Anche qui c'è una serie di personale ufficiali, cioè, all'ufficiale delle retrovie, il tizio che sta nell'amministrazione, magari in una grande città, che deve supervisionare una serie di documenti, sta tutto il giorno in ufficio, ma è un ufficiale, deve avere un'arma, magari non gli serve l'ultima cosa che... Va benissimo la VZ-82 della Repubblica Ceca di 40 anni addietro, no? Funziona. La pistola non serve a molto all'esercito, onestamente. Abbiamo armi occidentali obsolescenti. In particolare le MG italiane donate... MG in realtà donate sia d'Italia che da Germania, l'MG3 tedesca e l'MG, in realtà la copia dell'MG3 tedesca italiana, la 4259, donate dall'Italia, hanno visto abbondante uso ovviamente in calibro nato, ci sono parecchie foto di questa cosa perché è un'ottima arma. Si sono visti FNFAL donati dal Belgio, M14 dagli Stati Uniti, G3 donati il Portogallo, se non sbaglio 1.000 o 2.000 in questo momento, un'arma tedesca ma che il Portogallo ha usato per tantissimi anni, e siccome il Portogallo non prevede neanche di fare qualunque guerra nei prossimi anni, 1.000 o 2.000 G3 possono andare in Ucraina. Ripeto, non è la prima scelta, ma sono cose di tutto rispetto, cioè non pensate che sono cose che non funzionano, no? Non è la prima scelta. Ti faccio un paragone, no? Una macchina non utilitaria del 2006 è meno accessoriata di una oggi, sì, magari non ha il GPS integrato, no? Ma ti ci porta dal punto A al punto B, diciamolo, non noterai probabilmente la differenza. Ovviamente ci sono poi tutta una serie di armi occidentali moderne. Qui vediamo una foto di un soldato che posa con quello che è un Grot polacco, un'arma, tra l'altro, alla quale gli ucraini si erano interessati prima ancora dell'invasione del 2022, perché il Grot, la FB polacca, la fabbrica Broni polacca con questo Grot era in lizza per venderlo, proprio per sostituire gli AK ucraini, proprio perché l'Ucraina aveva il mezzo pensiero già di convertirsi ai calibri NATO, anche perché, ripeto, era in guerra nel 2014 e già riceveva degli aiuti, degli addestramenti e queste cose qua.
E quindi l'ho messo apposta, ho scelto proprio il grot polacco, non tanto per nazionalismo o patriottismo, e che però tutte queste cose creano un incubo logistico, nel senso abbiamo tante armi di ultima generazione, ma in piccolissimi lotti. Spesso si parla, soprattutto per esempio per armi da tiratore scelto, cose specializzate, 50, 100. E c'è ovviamente uno sforzo della catena logistica per equipaggiamento, munizioni, parti di ricambio. Basti pensare che già i russi hanno difficoltà a mantenere una catena logistica, ma tendenzialmente i russi utilizzano 3 calibri per armi leggere. 4 se contiamo le mitragliatrici in calibro 50, ma concentriamoci sulle armi individuali. Utilizzeranno il 5,45x39, il 7,62x54R e il 9 Makarov, il 9 corto, e il 9 Makarov, scusa, non 9 corto, il 9 Makarov e basta. Per le pistole hanno 3 munizioni. Gli ucraini hanno queste, hanno il 5,56, hanno la 7,62x51 NATO, hanno il 9 mm normale per le armi corte. Si è avvistato qualcosa in 45, cioè, giusto per dire che hanno più del doppio delle tipologie di munizioni da gestire un incubo logistico. La NATO è più o meno standardizzata, quindi certe cose sono mitigate, per tantissimi fucili d'assalto. I caricatori sono perfettamente compatibili, ma per quelle più obsolescenti, non so, i FAL, i G3, non necessariamente, non ci sono caricatori compatibili ed elementi compatibili, no? Tra l'altro tutto questo discorso dimostra appunto come è importante, lo si sapeva benissimo, ma ci si è ricordati di quanto sia importante spesso l'uniformità logistica. Aiuta tanto. Alcune delle tante, di nuovo, armi occidentali moderne inviate, gli M4 o gli M16, donati da Canada e Stati Uniti, il Grot, abbiamo visto donato dalla Polonia, qualche SIG MCX, ripeto, qualche, visto in mano a forze speciali, perché questa è l'ultima gamma, l'ultimo modello della Ferrari che si può avere in termini di armi leggere. Un'altra cosa molto famosa, soprattutto a causa dei film e videogiochi, lo Scarella, anch'essi. Sono stati avvistati, qualche migliaio è stato donato dal Belgio. Prima di arrivare ai nuovi mostri abbiamo delle domande, Vai. Vlad. Allora, una ce la fa il nostro presidente Amedeo Maddaleno. 6.8 o 6.5, qual è il futuro? C'è stata una querela a riguardo. Amedeo, dipende da come definiamo il futuro. Nel senso, la 6.5, se ti riferisci al 6.5 Creedmoor, è prettamente una munizione nata per il tiro a lunga distanza. Il 6.8 nuovo, ovvero il 277 Fury, è sì una munizione che ha performance anche sulla lunga distanza, ma è nata specificamente come munizione perforante, piuttosto che come munizione a lunga distanza. È vero che spesso le due cose coincidono, perché per tirare lontano e bucare corazze ti serve una cosa: velocità. Quindi spesso le due cose coincidono. Una munizione da tiro a lunga distanza può essere anche una buona munizione perforante e viceversa, ma non necessariamente. Io direi che è l'esatto contrario, perché gli Stati Uniti, che hanno introdotto queste nuove armi in 6.8 per le truppe di prima linea, proprio del prodotto della SIG, proprio preoccupandosi del dover bucare a distanza, per esempio giubbotti antiproiettili o ripari leggeri come veicoli e queste cose qua. A me sembra che l'Ucraina dimostri che questo è totalmente irrilevante, perché, come abbiamo detto all'inizio, il fuoco delle armi individuali è soltanto una minima parte della potenza di fuoco che sviluppa un'unità di fanteria. Non che non sia importante, perché è importante ovviamente avere una munizione efficiente, no? Ma in termini strategici o operativi sta facendo ben poca differenza. Si stanno ammazzando a vicenda tranquillamente, senza l'utilizzo delle 6.8, le 6.5. Qualcosina è stata avvistata, soprattutto per il 6.5 Creedmoor, qualcosina è stata avvistata, ma chiaramente sono benissimo in grado di ammazzarsi a vicenda senza l'utilizzo di queste cose qua. Quindi dobbiamo tornare al requisito. Qual è il requisito della 6.8? Bucare giubbotti antiproiettili a distanza. Lo fa secondo il requisito? Assolutamente sì.
ma potremmo ragionare che il requisito forse è errato in primo luogo. E lì però iniziamo un lunghissimo dibattito di storia militare, di filosofia, di queste cose qua. Quindi non ne usciamo più e mi servirebbe per esempio un Mirko come spalla, che è molto più bravo in storia di me. Un'altra domanda che c'era? Sicuramente in storia militare e non Sì, solo. sicuramente. No, io, non so. io ho i titoli, però nonostante sulla storia militare zoppico leggermente. Sto imparando. Invece, due domande, Sì. parlando sempre di retro engineering, ci chiedono: ci sono armi leggere particolarmente avanzate che la NATO stenta a mandare in Ucraina, magari per paura che cadi in mano russa e vengano replicate? Ci sono armi leggere particolarmente avanzate, ovvero queste che vedete, alcune di queste che vedete sullo schermo, per esempio il SIG MCX, possiamo dire che è l'ultima gamma nel fatto di armi leggere. Anche il Grot ha qualche problema ancora, è uscito qualche anno fa, sono cose, concentriamoci sul SIG MCX, è ultima generazione. Però uno è tecnologia perfettamente nota, nel senso che le armi leggere sono su quello che potremmo chiamare un plateau, un altipiano evolutivo dove tendenzialmente in realtà non sono molto cambiate negli ultimi 130 anni, se vediamo la cosa un po' da distanza, perché se pensi alle munizioni, non so, la 7,62 x 54R, abbondantemente utilizzata nel conflitto, è una munizione che nasce nel 1891, spero che l'abbiate sentito, quindi a 140 anni. Molte di queste sono tecnologie perfettamente note. C'è una cosa molto importante da tener conto, ovvero il rapporto costo-benefici. Siccome le armi leggere influiscono relativamente poco nella vittoria o meno degli scontri della fanteria, la storia suggerisce che è meglio averne di più di qualità decente. I russi, a parte il SIG MCX viene esportato commercialmente, quindi non è un problema metterci mano sopra, perché non è una cosa segreta. Ma anche se volessero copiarlo, uno, impiegherebbero tantissimi anni a fare il reverse engineering, perché ci vuole anni per fare questa cosa. Secondo, avrebbe un impatto minimo. Avrebbe un impatto assolutamente minimo. Il problema del reverse engineering non è tanto capire come è costruito, perché un cretino potrebbe capire come è costruita questa cosa, è costruirlo in massa. E quello è il problema, perché nel momento in cui hai un pezzo che è fatto così, per dire, sto fantasticando, hai un pezzo che è fatto così, tu vedi il pezzo che è fatto così. Io ingegnere, non io ingegnere, ma io ingegnere che deve fare questa cosa, vede 10-5 macchinari, movimenti di macchina fresa CNC che devono fare questa cosa, ok? E lo devono fare economicamente, soprattutto. E lì c'è la cosa difficile del farlo. Lì è veramente difficile farlo. Riprodurre il processo produttivo, meglio adattarlo. Gli jugoslavi, no, che l'hanno fatto con la K, no? Ci hanno messo 14 anni per metterlo a Non ha punto. fatto anche con la Tokarev? Con la Tokarev l'hanno prodotto domesticamente, ma non mi ricordo se è un caso di reverse engineering, onestamente. Su due Ok. piedi non me lo ricordo. Però con la K ci hanno messo 14 anni più o meno a farlo, perché mi sembra che nel 56 una cosa del genere mettono mano sopra appunto questi AK o giù di lì. Comunque più di 10 anni ci hanno messo dal ricevere la K a mettere a punto la produzione. Ci fu un primo modello del 1864 che aveva qualche problema, ci si mette un sacco di tempo. Quindi anche volendo prendere il SIG MCX in questo momento per produrlo in maniera economica, perché può essere fatto dagli artigiani ovviamente, no? Lo dai in mano a un artigiano, un armiere, te ne fa una copia esatta domani, ma te ne fa una e la paghi 10.000 euro, no? Per produrla in massa ci vorranno 10 anni, quindi fra 10 anni, se questo conflitto continua, rifammi questa domanda, ecco. Se valeva la pena oggi prendere le cose di ultima generazione occidentali, tecnologia, ripeto, conosciuta, e fare reverse engineering. Va bene, andiamo pure avanti. Bevo un attimo, scusami. Sì, Sì, andiamo figurati. avanti perché infatti adesso passiamo alla cosa più leggera forse, verso la conclusione, perché per noi, per me e per gli altri oplofili, spero anche per te, quello che ci ha fatto impazzire nelle chat, nelle discussioni, sono i nuovi mostri, perché spesso queste cose strane o obsolete sono state utilizzate in maniera estremamente creativa per la buona vecchia arte dell'arrangiarsi. Qui vediamo due Maxim dell'epoca della prima e della seconda guerra mondiale, binate con un grosso
collimatore, un red dot per mirare. Molte di queste cose strane sono in funzione antidrone, perché sono piccoli bersagli che si muovono molto rapidamente e per l'antiera conta molto il volume di fuoco, oltre che questo mount come montata sembra essere parecchio brandeggiabile, soprattutto in alto. Gli ucraini si sono arrangiati spesso in maniera molto creativa, per esempio avendo una carenza di mitragliatrici per uso da fanteria, ma parecchie mitragliatrici antiaeree che, diciamolo chiaramente, un aereo, ormai quasi anche un elicottero, non è che lo abbatti con questa cosa, o meglio, fisicamente è possibile, ma buona fortuna a vederlo, tracciarlo, ingaggiarlo prima che lui lo faccia contro di te. Hanno convertito tantissime di queste pesantissime mitragliatrici in calibro 50, queste Dushka cosiddette, a utilizzo terrestre, dove sono molto efficaci. Qui vediamo un soldato con un servente al pezzo che va a fare qualche operazione magari inceppata o ha finito appena il caricamento. Quindi i nuovi mostri, perché questa è una cosa mostruosamente pesante e potente. Normalmente utilizzata con un treppiede, qui con un bipiede abbastanza crudamente costruito, ma sarei molto curioso di mettere mano su questa cosa. Un'altra cosa, io ho coniato un po' il Questa l'avevi termine... anche mostrata nella Sì, live con Mirko, mi ricordo. esattamente, una cosa un po' cursata, come si dice, ovvero abbiamo una DP27 cosiddetta, che è una mitragliatrice degli anni 20, è una mitragliatrice leggera degli anni 20, con sopra, attaccata abbastanza crudamente, là dove normalmente c'era l'attacca di mira normale, un qualche tipo di ottica, un sistema di mira, e con davanti attaccato un silenziatore, una cosa abbastanza peculiare, molto, molto, molto strana. Altre cose che fanno sorridere gli oplofili, per esempio c'era un filmato di una GoPro, come vedete qui abbiamo una K74 modernissimo con un silenziatore, e un soldato ha ben pensato di filmarsi con gli sticker di Loli, Furry, non so che cos'è, non so che anime è. Non lo so, ma sembra veramente di vedere una roba tipo Borderlands o qualcosa del Sì, genere. guarda, questo è molto interessante perché questo è un po' l'umor nero di certe persone, no? È proprio l'umor nero, perché ovviamente lui ha fatto... Non è che gli hanno messo la telecamera in testa, è una cosa che ha fatto deliberatamente, no? Per il meme. Nonostante che deve andare in combattimento, lui lo fa per il meme. Cosa strana, se chiedi a me. E questa cosa che è stata avvistata, ovvero questo coso, in funzione antidrone, ovvero per aumentare il volume di fuoco abbiamo 6 AK-74 attaccati uno accanto all'altro. Funziona esattamente come una Gatling, facendo Esatto. Perché 2 sparare in quando ne possiamo sequenza. avere 6? È terribile, ho paura È e non veramente dormo. brutto. Comunque, Esattamente. Comunque la presentazione qui è finita, come vedi 1 ora più o meno di presentazione è stata come promesso, quindi prendiamo le domande. ma allora, Vai. qua ci chiedono se pensiamo che in un futuro magari non lontano, le armi leggere saranno escluse dall'esercito e magari sostituite da armi più potenti e pesanti. Può essere. Io potrei rispondere. Possiamo speculare cosa succederà fra 50-100 anni, non ne ho più pallida idea, per adesso non sembrano andare da nessuna parte, perché sono molto efficienti in termini di costo, di peso e di efficacia su i gentiluomini all'altro lato della canna. Esattamente. Poi, qua dicono che ci siano in campo pure le munizioni con proiettili ipersonici, un'invenzione o realtà? Ma io di proiettili ipersonici non ricordo che fossero per le armi leggere. Forse pensa ai missili ipersonici che sono stati Anch'io. sviluppati. Sì, sì. Qui lo dirò, la maggior parte delle munizioni per arma lunga sono ipersoniche. Quasi tutte le munizioni per arma lunga sono ipersoniche. Per esempio una 5,56 NATO, dal peso, qui perdonatemi, in grammi dovrebbe essere 3,6 grani, comunque 55 grani. In questo campo, in campo armiero, sappiate che si usano tantissimo a colpa degli americani unità di misura imperiali. Io riesco a pensare, per quanto riguarda il peso delle ogive, meglio in grani piuttosto che in grammi. O in termini di lunghezza di canna penso meglio in pollici piuttosto che in centimetri. È una cosa che viene un po' a tutti gli appassionati di questo mondo, fidati, perché è quello che ci sta nella documentazione, è quello che esce fuori dall'America, che ovviamente comanda in questo campo. Ma una munizione del genere ha una velocità iniziale di
910-920 metri al secondo, che è giusto un pelo sopra la velocità del suono, di 330 metri, è quasi 3 volte più veloce del suono, no? Perde poi abbastanza rapidamente la velocità, ma tutte queste munizioni di piccolo calibro stiamo, diciamo, dai 600-700 ai 900 circa metri al secondo, per le armi leggere, lunghe. Quindi sicuramente ti riferivi ai missili ipersonici, ma se non per alcune eccezioni, ovvero munizioni subsoniche, e ci sta la ragione per avere munizioni subsoniche, sono tutte quante ipersoniche. Ok. Invece qua ci chiedono, abbiamo notizie di un nuovo fucile d'assalto italiano degno di nota? Sicuramente si riferisce al fatto che Beretta letteralmente 2 o 3 giorni fa ha presentato a Londra uno show armiero una nuova arma che dovrebbe essere appunto un nuovo fucile di moderna generazione. Ora, a parte per qualche foto della presentazione, si sa poco di qualche dettaglio tecnico. Di fatto quello che ai più Beretta sembra aver fatto è semplicemente aver, non voglio dire copiato, ma ispiratisi a quello che dicevamo prima, il SIG MCX, chiaramente pesantemente ispirato a questo SIG MCX. Toccherà vedere esattamente che cos'è, come fa, quanto costa, non dimentichiamoci quanto costa. Vedremo. Comunque, ovviamente tutti si muovono in questa direzione. L'Italia è un po' come sempre un po' oseria e lenta a recepire a volte questi cambiamenti nel mercato internazionale. E invece ci chiedono, o meglio ti chiedono, ci sono riscontrati degli ARX utilizzati in Ucraina? RX 200 sono stati visti, quindi quelli più grossi. L'RX normale dell'esercito italiano, non che io sappia. Sono stati visti l'RX 200, ovvero la versione fucile da battaglia in 7,62 NATO, piuttosto che 5,56. Sono stati avvistati degli esemplari, non so dirti quanti, non so dirti quanti, sicuramente pochi, numeri limitati, quelli sì. Quello dell'esercito italiano in 5,56 no, non che io sappia almeno. Ok. Poi chiedono, le cartucce al gas mustard della prima guerra mondiale sono mai state usate successivamente? Sono stanco anch'io, ragazzi. Ripeto, non sono un esperto di armi pesanti. Mi viene però in mente banalmente il disastro che ci fu a Bari, fu a Brindisi, che esplose quella nave con un carico di gas mostarda, munizioni di artiglieria. Ci fu un disastro molto famoso, mi sa che fu attacco Bari mostarda, scusami, googlo rapidamente. A Bari nel 1943, durante un bombardamento tedesco sul porto, esplose una nave americana tra cui il contenuto top secret anche per l'equipaggio era un calibro di 70 tonnellate di gas mostarda, quindi ce l'abbiamo sicuramente in dotazione. Non ti so dire, mi sembra che non sono state utilizzate almeno dagli alleati, ma potrei sbagliarmi, ripeto, essendo un esperto di queste cose. Fun fact, perdonami la virgolettatura, quel disastro e gli effetti che ebbe il gas mostarda fu il primo passo verso una cura per il cancro, perché pensa uno degli effetti collaterali dei composti chimici del gas mostarda è una certa efficacia contro il cancro. Venne proprio lì scoperto da un dottore che aiutava le vittime di questo disastro. Proseguirono sugli studi su quella sostanza, quindi a Bari in un certo senso per mano tedesca Potrei fare bombardando. almeno 1000 battute con humor nero, ma mi placo. Lasciamo stare. Dunque, invece ti chiedono, un fucile a pompa per ripulire una trincea si può ancora utilizzare? Puoi utilizzare se per questo un moschetto d'avancaricca, cioè ragionando in questa maniera si può usare tutto. Sicuramente non sono cose che vengono utilizzate oggi, c'è molto di meglio onestamente. Nella stessa prima guerra mondiale tutti quanti si sono accorti che la vera cosa buona per spazzare le trincee erano i mitra piuttosto che i fucili. I fucili gli americani se li sono portati nella prima guerra mondiale e li hanno trovati relativamente utili, ma perché ce li avevano già in dotazione, soprattutto per il casino che era successo nelle Filippine, dove nelle Filippine, nella giungla, furono veramente utili contro però persone armate di armi corpo a corpo, dove quindi si combatteva a cortissima distanza, per tutta una serie di operazioni di guardia. C'è un altro vantaggio del fucile: il fucile è molto più utile nel colpire un bersaglio in movimento, no? Quindi ci sono dei vantaggi, ma onestamente già nella prima guerra mondiale c'era di meglio. Scusami, io faccio un altro. Vai. Allora, mi è appena arrivato un messaggio dalla mia ragazza che riguardo i fucili. Minatorio?
No, riguardo i fucili italiani, e mi dice: "Forse nelle storie di Giulia De Lellis si trovava qualche novità sui nuovi fucili dei modelli Beretta." Quindi, insomma, ho fatto molto ridere questa cosa. Chi non lo sapesse, Giulia De Lellis sta con un Beretta, tra parentesi. Però ci sono tanti Beretta, ci sono anche quelli dei salumi che non c'entrano Sì, molto. infatti stiamo parlando di un altro tipo di Beretta. Ci chiedono anche: ci sono armi leggere multiruolo, per esempio, in grado di lanciare granate e mitragliatore, magari di precisione? Abbondantemente, ovviamente, non Finire. non abbiamo molto parlato perché ci siamo concentrati appunto più sui Sì, fucili, nel sulle armi CAR, tra tradizionali. parentesi, c'era un pezzo oltretutto che era stato ritrovato. Sì, Ma sì, c'è un sacco di queste cose sono mh, abbondantemente utilizzate. Sempre salsicce son, dice Parabellum. infatti. Eccoci qua. Invece, ti chiedono se pensi che le armi leggere del futuro saranno caseless. Sai cos'è? Allora spieghiamo per il pubblico. Esatto. Il bossolo. Il bossolo è una componente molto più importante dell'arma da fuoco di quanto si immagina. In breve fa 2 cose il bossolo. Primo, protegge il contenuto della munizione, perché tu hai un pacchetto che è metallo, che contiene tutto quanto, l'innesco, la polvere, l'ogiva e tiene tutto quanto insieme. Tu quindi hai un pacchetto pronto di questa cosa qua, ben protetto perché è metallo. La seconda funzione molto più importante, ed è molto più importante anche per il nostro discorso, è che il bossolo svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento dell'arma, perché è quello che ottura i gas. Nel momento in cui l'otturatore in arma viene chiuso e siamo nella camera di scoppio e c'è lo scoppio, la forza viene recepita dall'otturatore dalle pareti metalliche, diciamo, dell'arma, della culata, della camera di scoppio, ma in questo frangente l'ottone si espande del bossolo e blocca i gas, espandendosi, va a riempire lo spazio e di fatto fa in modo che tutti i gas vadano davanti. Il singolo più grande problema mai veramente risolto del fare munizioni caseless, che quindi non utilizzano il bossolo metallico, è la tenuta dei gas. Di armi caseless nella storia ce ne sono state. Il famoso chassepot, quel Garibaldi che vede sparare alla Certo. gamba. Chassepot è tecnicamente un'arma caseless, perché tu metti un cartoccio di carta dentro, lo spari e va tutto fuori dalla canna. La tenuta del gas era un problema. Utilizzano una soluzione abbastanza ingegnosa, ma comunque che soggetta a usura e non ideale, no? Nelle armi moderne con grossi volumi di fuoco è un problema questo. Ma secondo, come conservi le munizioni caseless? Perché il bossolo è una cosa protettiva. Il bossolo è una cosa molto protettiva. Ed è un problema. Per esempio, quelli che ci sono andati più vicini tutti nel risolvere questo problema furono i tedeschi con il cosiddetto G11, che erano a tanto da adottare quest'arma estremamente dal look estremamente futuristico, solo che la guerra fredda finì e francamente il budget era meglio destinato ad altre cose, ma c'erano così tanto, se durava un altro anno l'Unione Sovietica probabilmente avrebbero adottato quest'arma caseless, almeno queste sono le speculazioni, che risolveva per esempio il problema dello stoccaggio con una serie di contenitori di plastica chiusi ermeticamente, ma comunque era un problema da considerare. Onestamente, per adesso sembra che il gioco non vale la candela. Si va in altra direzione, una direzione molto interessante è per esempio sostituire l'ottone del bossolo con il polimero o con altri materiali. Questa è una direzione che sta prendendo in questo momento lo sviluppo delle munizioni, ma per ora non ci sono nuove proposte per munizioni caseless. Francamente ci sono più problemi che soluzioni nell'adottare un metodo senza bossolo, almeno per ora. Quindi direi insomma che abbiamo risposto anche alla domanda di Parabellum su Sì, vantaggi e svantaggi tra, bossolo e non bossolo. Tra parentesi ci ricorda anche Bognardi che, la polvere degrada esattamente. facilmente. Esattamente, infatti protegge la polvere, protegge l'innesco, il bossolo è fondamentale davvero. Bene, allora dunque io direi a questo punto, dato che non voglio che la tua compagna prenda una delle armi che ci hai mostrato, specialmente le ultime, e te le scarichi addosso, a questo punto No, direi di infatti. concludere No, in qui. realtà le servo ancora perché dovrò andare alla fine, sarò io il responsabile per cucinare, facciamo cheeseburger. Non so se hai mai visto Trailer Park Boys? Sì, certo, ovvio. Ecco, Randy con i cheeseburger, io così. Okay. Fantastico, devo anche prendere una bottiglia di vino, siccome venerdì ci si può riposare un pochino. Quindi serve. Dopo magari mi spara, ma sicuramente per adesso sono
sono a posto. Mi ricordo una scena di Kingsman, del primo Kingsman, cioè cheeseburger o Big Mac insieme a un buon calice di vino rosso. Beh, detto questo, a questo punto io ti lascio andare a cena, ti ringrazio molto Vlad e ringrazio anche voi che direi anche molto numerosi in questa live. Vedo che le live tecniche riguardo i sistemi di armamento piacciono sempre tanto, nuovi, vecchi, antichissimi, c'è molto interesse da parte Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Quindi chi magari di voi non mi conosceva, lancio questa proposta, fatevi un giro da me perché io passo letteralmente ore a parlare di queste cose, principalmente coi video, ma anche con live. Assolutamente sì, quindi consigliatissimo il canale di Vlad. Oltretutto invece io, parlando sempre di armi, o meglio di live su determinate armi, io il 27 avrò un'altra live, questa volta si parlerà di armi bianche, ovviamente armi bianche, però d'età moderna, quindi di fatto spade. Ci sarà un esperto con noi, quindi insomma, se vuoi anche tu Vlad, ecco, Non ne capisco partecipare niente, ma la al seguirò con pubblico. piacere. Non ne capisco, ripeto, sistemi pesanti, ma anche armi bianche. Zero. Per me è tutto uguale, Quindi si onestamente. parleranno anche Lo di seguirò. duelli, si parlerà di tecniche anche di Interessante. scherma, quindi insomma, secondo me sarà una cosa estremamente interessante. Detto questo, io allora ringrazio voi, ringrazio Vlad e ci rivediamo a questo punto a una prossima live, ancora qui su Parresia. Arrivederci a tutti, grazie mille Vlad. Ciao.